Migliaia di agricoltori della Coldiretti riuniti al valico del Brennero, con una delegazione anche dal Friuli Venezia Giulia, a tutela dei prodotti made in Italy. Avviato questo lunedì mattina un presidio per fermare, come spiega l'Organizzazione degli Imprenditori Agricoli, l'invasione di prodotti alimentari stranieri spacciati per italiani, gli arrivi incontrollati di alimenti dall'estero che spesso, afferma Coldiretti, non rispettano le regole di quelli nazionali e fanno così concorrenza sleale alle produzioni italiane, facendo crollare i prezzi pagati agli agricoltori. Oggi siamo qui al Brennero per cercare di fermare tutto il falso Made in Italy che transita da questo valico, ma che può rappresentare benissimo tutti gli altri porti e valici del nostro paese, dai quali entra sempre di più ancora tanto Made in Italy prodotto in altri paesi e spacciato come prodotto italiano. Questo sicuramente è un danno enorme per la nostra economia, per le nostre aziende, e quindi è giusto ritornare qui a ribadire la nostra attenzione verso questo fenomeno. Vogliamo difendere l'interesse del consumatore e dimostrare, far vedere che molto prodotto che arriva sulle nostre tavole viene etichettato, viene prodotto in modo sbagliato all'estero e poi importato in Italia. Chiediamo pari regole di produzione in tutta la comunità europea e possibilmente nel mondo, poiché il mercato è globalizzato.